Ah sì? Sì. No, no. Ah, ciao. Cos'è che si è messo a baiare i cani e cosa? Ma non possono lasciare a casa stare su, dai. Avanti. Adagio, piano piano. Assoluta dello Spirito Santo, imprescindibile dello Spirito Santo, siamo anche noi pian pianino orientati verso questo traguardo. Anche noi santi, insieme ai santi di Dio, per lodare Dio nella sua infinita misericordia, la misericordia che ci ha usato, perché il trionfo dei santi non fa altro che celebrare la misericordia di Dio. Il trionfo della misericordia sulle nostre miserie umane. Il trionfo della grazia sulle nostre situazioni difficili tante volte. Crucissignate quasi sempre. E allora, ecco, siamo qui per celebrare in visione già questo traguardo, in visione, perché anche noi siamo sulla via per raggiungerlo, ecco, e noi lo contempliamo già nel trionfo di coloro che sono i santi. Chiamiamo i santi, ma tra questi santi ci siamo anche noi, perché per essere santo basta vivere in grazia di Dio. Di solito i santi che vanno a essere così vengono a essere assegnati nel calendario, sono coloro che hanno vissuto in maniera straordinaria la santità, in maniera eroica la santità. Però niente ci fa pensare che
Tra questi santi siamo anche noi, non nella straordinarietà, ma nella ordinarietà della vita. E guardate che tante volte ci vuole anche una bella dose di eroicità per persistere nella ordinarietà della nostra vita, per non venir meno nella fede, per non venir meno nella carità, per essere costantemente rafforzati nella speranza di raggiungere questo traguardo. Avete visto che bella chiesa che è questa, Una chiesa tipicamente veneziana, con il barco, poi là sopra il barco c'erano le monache che guardavano, partecipavano in maniera separata alle liturgie che avvenivano qui nella chiesa. E se guardate bene questa chiesa non c'è nessuna cosa uguale. Non c'è niente di uguale. Sì, nello stile si richiamano i disegni, ma alla fine non c'è niente, nessuna cosa che è uguale all'altra. Ebbene, tutto quanto, nonostante le differenze, tutto quanto va a comporre questa bella chiesa, una stupenda alleganza. Vabbè, là insomma ci sono dei rattoppi, va bene, ma aspetteremo che restaurino tutto quanto e poi anche quelli ritorneranno ad essere magnifici e portare la loro bellezza, contribuire con la loro bellezza alla bellezza di questa chiesa. Perché vi dico questo? Ma perché questa chiesa, in fin dei conti, rappresenta nel suo edificio quello che è la chiesa spirituale nella sua realtà. All'interno del popolo di Dio che compone e costituisce la chiesa non c'è nessuno che sia uguale all'altro. Tutti siamo diversi. Come diverse sono le cose che costituiscono l'armonia architettonica di questa chiesa. Anche noi, cari fratelli, nonostante le nostre diversità, componiamo insieme la bellezza della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Perché? Perché ognuno di noi porta in sé un qualcosa che è di Cristo. Questo qualcosa che è di Cristo appare in maniera evidente nella celebrata santità di coloro che sono riconosciuti essere santi. Ma ognuno di noi in sé ha qualcosa che è di Cristo. E questo qualcosa che è di Cristo, congiunto a quel qualcosa che è di Cristo di ognuno di noi, forma insieme il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, che in altri termini siamo noi, popolo di Dio. Beati la cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati. O Signore, non sono degna di partecipare nella tua messa. Parecchie volte. E quindi intanto stavolta li vedete un po' tutti. Il prossimo anno profetiamo. Volete che profetiamo? Ecco, saremo qua tutti quanti e quindi ci saranno anche loro. Ecco, poi c'è il parroco di Santa Maria Gloriosa, il frare, c'è Padre Giovanni, c'è... Aspetta che non me li dimentichi perché sennò dopo mi tagliano i liberi. Chi c'è di quello? C'è anche a Salvagnese c'è un grande convento, quindi c'è, insomma tutti quanti
Poi c'è il mio nipote e scherziamo qua, dove si è nascosto. Ecco, frate Ilario, ci sono i chierchetti che rappresentano anche tutte le parrocchie. Li vedete? Bravi, non so dove, addirittura uno viene da Udine, e è vestito di rosso, pensavo fosse un po' canonico. Poi ecco tutti gli altri, insomma, che danno una mano. Ecco, il clero si è reso presente e vuol dire che c'è accoglienza, c'è unità, e fa piacere vedere che anche i preti ogni tanto si trovano insieme e dimostrano come è bello stare insieme. E ringrazio questo bel coro che diamine mi stupisce sempre di più. Poi quel canto, quel basso lì che ha una voce, loro sono abituati a cantare all'opera, perciò qua hanno fatto la loro bella figura. Poi ci siete voi altri e bisognerebbe nominarvi ciascuno. Devo nominare poi anche chi ha preparato, perché abbiamo fatto una cenezza, ecco, e tanti hanno collaborato. Ma bisogna che faccia un pregio per la Donatella, perché sono 3 giorni che continua a cuocere, c'è un odore sopra il canonica a me che vi dico che si vede, anche i muri sentono odore di arrosto. Comunque vedrete e poi sentirete. Quindi mi fareste dispiacere andare via senza almeno assaggiare qualcosa. Finita la messa siete invitati tutti a questa accoglienza. Ringrazio, qua vedo che c'è, ma anche qua io pensavo andassero a pescare, ma insomma c'è qualcosa di più importante. Ecco. E poi basta perché la predica è già stata fatta. Comunque vi ringrazio e quindi sapete che fino al prossimo anno ci siamo ancora. Quindi grazie, grazie, grazie. Un 15 chilometri di grazie. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. discenda su